Testoni, sono il presidente del Circolo Culturale Grazia Deledda. Grazie per essere qua in questa domenica mattina che ci vuole accompagnare in questo viaggio verso i tesori che sono presenti in Sardegna e che rappresentano la nostra storia. Sono accompagnato dalla Fondazione Monteprama, con Antonio Muroni che è il suo presidente, conoscete poi Ilaria e Giorgio Nicola che vi racconteranno di un pochino quelle che sono le nostre eccellenze. Eccellenze che hanno necessità di essere scoperte. Quello che raccontiamo molto spesso quando facciamo i nostri eventi è che la storia della Sardegna non si studia sul libro di scuola, eppure abbiamo nuraghi e giganti che erano presenti nella nostra isola dai 3500 anni ad oggi indietro, quindi comunque un periodo di tempo molto molto importante. Segnalo che nel mese di agosto è stata fatta un'operazione di riscoperta attraverso questo è Topolino, è stata raccontata attraverso i disegni, quindi è stata fatta una storia da Topolino sui giganti di Monteprama. È un'operazione di riscoperta anche questa, e quindi la Fondazione sicuramente ha lavorato molto bene per riuscire a raccontare anche in maniera un po' più fruibile quella che è una storia che in questo momento ha tante cose per essere importante e da raccontare. Nel ringraziarvi ancora per la vostra presenza. Vi ricordiamo che al pomeriggio noi saremo in via San Leonardo perché oggi c'è la festa del quartiere, quindi abbiamo uno stand anche lì, cerchiamo di dividerci tra queste due esperienze. Do la parola appunto alla Fondazione Monteprama in modo che si possano presentare e raccontarci perché sono oggi qui. Prego. Grazie Massimiliano, grazie a voi tutti, sono davvero onorato insieme a tutti i miei colleghi di essere qua con voi, questo bel circolo che mi pare così attivo e così in fase di crescita. Sono anche onorato del fatto che in una domenica mattina tutti i posti disponibili siano occupati, dunque davvero è un grande segno di attenzione. È un grande segno di accoglienza del quale siamo davvero grati. Oggi tra l'altro, anzi ieri erano i 153 anni dalla nascita di Grazia Deledda, alla quale avete voluto attribuire il nome di questa bella realtà, e non ci fa mai male ricordare chi ha tenuto alto il nome della Sardegna nel mondo della cultura e nel mondo della società, facendosi, ripeto, onore non solo sui palcoscenici italiani ma anche su quelli mondiali. I giganti di Monteprama sono l'acceleratore di un parco archeologico che è un po' più diffuso. Avete visto nel video che ha aperto il nostro incontro il nostro tentativo di raccontare i 7000 anni di storia che insistono nel territorio di Cabras. Ne avrete più coscienza ascoltando le due conferenze, prima in generale sui nuraghi e sulla civiltà nuragica, la seconda proprio sul parco archeologico del Sinise, su questi 7000 anni di storia. Perché siamo qua? La Fondazione è stata costituita a luglio del 2021 e ha iniziato la sua operatività a dicembre dello stesso anno, e in questi 2 anni e mezzo ha cercato di posizionarsi cercando appunto di innanzitutto dotarsi degli strumenti necessari. Non sono mai facili quando si opera nel settore parapubblico adeguarsi a tutte le questioni amministrative che ci sono dietro, trasparenza, ANAC, adempimenti di ogni tipo, e dunque abbiamo dovuto strutturare un modello di gestione che prevede sul modello degli enti pubblici, un comune, una provincia, degli uffici amministrativi, degli uffici finanziari, degli uffici tecnici che non sono mai in prima fila qua con noi quando facciamo gli eventi, ma che ogni giorno lavorano e costruiscono la realtà che ci permette poi di fare bene anche la ricerca scientifica e le attività di valorizzazione e comunicazione. Perché il mandato che il Ministero della Cultura, la Regione Sardegna e il Comune di Cabras, che sono i fondatori di questo ente, il mandato che ci hanno dato è quello di valorizzare al meglio il nostro patrimonio, renderlo fruibile ai visitatori e non solo,
e anche naturalmente chi opera nel settore della ricerca, e poi naturalmente farlo conoscere nel mondo, in modo che sempre più visitatori vengano in quella porzione di Sardegna e più in generale conoscano la nostra isola e possano dunque portare un valore aggiunto che è socio-economico e anche culturale, perché naturalmente dai contatti e dai confronti c'è poi una crescita diffusa anche dal punto di vista della cultura. I problemi che abbiamo avuto hanno corso paralleli, nel senso che da una parte dovevamo dotarci di una struttura che appunto fosse in grado di fare gli adempimenti che sommariamente prima vi ho descritto, dall'altro dovevamo trovare naturalmente le fonti di finanziamento che ci consentissero di fare le attività. Tutto questo siamo riusciti a farlo individuando forse anche le persone giuste che in ognuno dei settori hanno contribuito a dare gli strumenti che poi sono necessari, e dall'altra parallelamente ci siamo messi il problema di come potevamo fare, inventandoci un modello di gestione e di comunicazione nuovo per valorizzare al meglio questi siti, partendo dall'assunto che c'era anche un problema, forse lì c'è la telecamera, se riesce a... no, in questo sì. Pensando a un modello di valorizzazione e di comunicazione che appunto ci consentisse di avere gli strumenti per superare anche problemi strutturali, perché Carras e Sinis sono lontani dai porti e dagli aeroporti della Sardegna. Voi sapete che il trasporto pubblico e i servizi, anche le strade, le comunicazioni interne in Sardegna non sono facilissime, non c'è anche un trasporto pubblico che consente in maniera agevole di arrivare dai porti e dagli aeroporti in un territorio come il nostro. Nonostante questo, in questi anni abbiamo registrato una grossa crescita, siamo partiti dopo il Covid nel 2022 con 133.000 visitatori, che per la Sardegna era già un numero amplissimo per un luogo della cultura, ma anche per molte realtà nazionali. Abbiamo finito il 2023 a 156.000 visitatori, stiamo andando a chiudere il 24 con una proiezione di 165.000 visitatori. Gli incassi, anche questi nel mondo della cultura, non sono facilissimi da ottenere. Nel 2022 avevamo 529.000 euro, nel 2023 661.000 euro, stiamo andando a chiudere il 2024 con una proiezione di 800.000 euro. Questo significa che c'è un valore aggiunto innegabile, che è dato dai numeri esclusivamente legati agli accessi al nostro parco archeologico, ma la valutazione non può essere fatta solo sugli accessi al parco archeologico, naturalmente arrivando molti più visitatori, questi visitatori consumano, vivono, acquistano, frequentano quei luoghi, e dunque c'è un indotto e un valore aggiunto che è naturalmente quello che chi ha costituito la fondazione, chi gli ha dato gli strumenti per operare, si aspettava dal punto di vista della crescita del territorio con la valorizzazione dei beni culturali. Come ci siamo arrivati e dunque perché siamo qua? Ci siamo arrivati facendo una serie di operazioni integrate, non ne abbiamo fatto solo una. Massimiliano citava Topolino. L'operazione di Topolino dal punto di vista della pianificazione nasce alla fine del 2021 e nasce da una domanda che andava a soddisfare un bisogno, e cioè come arriviamo ai bambini, come arriviamo alle famiglie che accompagneranno eventualmente i bambini a visitare questo museo, perché un bambino dovrebbe chiedere ai genitori di venire a visitare questo museo. Allora lo strumento di Topolino, noi sono cresciuti, ci sembrava uno di quelli che ci potesse far arrivare alle famiglie. E dunque l'operazione che abbiamo fatto con Panini su Topolino e che proseguirà nel 2025 con un altro album speciale e con un album di figurine è finalizzata proprio a far conoscere questa realtà e a farla diventare interessante. Con il Ministero dei Giganti di Monteprama sono l'acceleratore del fatto, come dicevo, e lì siamo arrivati ai bambini, o vogliamo arrivare ai bambini e alle famiglie. Come arriviamo agli sportivi? Il primo punto era quante persone tendenzialmente di loro spontanea volontà vanno a visitare un museo e quante persone invece vanno a vedere una partita o la guardano in televisione o durante la settimana leggono i giornali o seguono i social network che parlano di sport, di calcio, di basket.
il rapporto è di 12-1 ad andarci prudenti, 12-1, 12 sullo sport e 1 che elettivamente, se interrogato, andrebbe a visitare un museo. E allora abbiamo pensato quello che a molti è sembrata una follia il primo anno, è di fare un progetto collegato al Cagliari Calcio e alla Dinamo Basket, che sono le due società che di più incarnano interesse degli sportivi sardi, non solo di quelli che stanno in Sardegna, ma anche di quelli come voi, come molti di voi, che di prima o di seconda generazione vivono nella penisola, vivono nel mondo. E anche persone non sarde, né di prima, né di seconda, né di terza generazione, che però sono appassionate di calcio e dunque seguono di basket e seguono con interesse queste due società. Abbiamo fatto un accordo per delle campagne di comunicazione congiunta che cosa prevedevano? Prevedevano che in occasione delle partite del Cagliari e della Dinamo in Italia o in Europa, nel caso della Dinamo gioca anche le Coppe Europee, dunque lì c'è una possibilità in più, quando queste squadre giocano in delle città d'arte, in delle città di cultura, noi ci accompagniamo a loro, facciamo delle conferenze scientifiche, come è stato ieri a Piacenza, al Museo del Palazzo Farnese e oggi qui da voi, nel quale appunto raccontiamo cosa fa il nostro parco. Dunque raggiungiamo le persone che come voi sono presenti e quelle che attraverso i social network delle società di calcio e attraverso gli organi di stampa, che di solito sono molto generosi quando siamo appunto in queste città. Ieri ho visto c'era la televisione a Piacenza, c'erano i giornali locali che hanno dato conto della nostra iniziativa. È chiaro che cerchiamo di stimolare l'interesse di queste persone a venire in Sardegna e, se per caso dovessero venire in Sardegna, venire a visitare il parco archeologico di Sins. I primi 2 anni sono andati molto bene e nelle nostre rilevazioni presso il museo, presso il sito di Tavolo, presso gli altri siti che noi gestiamo, c'è una percentuale di visitatori che dice: beh, sono venuto perché l'anno scorso ne ho sentito parlare attraverso la campagna di comunicazione che la Fondazione ha fatto con Cagliari Calcio e con la Dinamo. E dunque questo è il motivo per il quale siamo qua, cioè continuare anche ancora in questo terzo anno, con l'ausilio di queste due realtà sportive, a provare a far conoscere questo parco al vasto mondo degli sportivi. Potrei citarvi tutta una serie di altre iniziative per i giovani, per gli amanti della musica, per gli amanti della cultura, per gli amanti delle conferenze che facciamo durante l'anno o durante il periodo estivo, quando ci sono molti visitatori che vengono per il mare. Questa combinazione di eventi è secondo noi alla base della riuscita di cui vi parlavo prima, con i numeri che sono in progressivo aumento. Una parte molto importante, insieme a Cagliari Calcio e Dinamo, ce l'ha naturalmente il zoccolo duro della FASI, perché la FASI, federando di tanti circoli dei sardi in tutto lo stivale, è per noi una cinghia di trasmissione incredibile, sia per queste conferenze, sia attraverso la sua agenzia di viaggi, che periodicamente ha delle iniziative che ci riguardano, che vengono proposte ai viaggiatori sardi o no, che tendenzialmente in alta stagione, ormai l'alta stagione da noi fortunatamente inizia da Pasqua in poi e finisce sempre più avanti. Noi abbiamo tante prenotazioni in Sardegna e anche da noi ancora a ottobre, che è una cosa incredibile, da quello che fino a pochi anni fa sognavamo, cioè di poter allungare un mese e mezzo la stagione. C'è un segmento di visitatori, soprattutto stranieri, che viene anche a settembre e ottobre, e questo naturalmente aiuta l'economia locale. Dunque il mio ringraziamento, il mio saluto, la mia spiegazione termina qui. Adesso ci sono le conferenze, magari il seminario che introdurre il nostro. Muro, adesso siamo qua a qui in piedi. Deve vedere anche il vicino computer, perché deve vedere cosa so benissimo. Adesso passate di qua, il microfono. Grazie. Tutta gente qui.
Grazie Massimiliano, grazie Parma. Sono onorato di trovarmi qui tra voi per trattare un argomento che è uno dei nostri punti forti, cioè la Sardegna archeologica è conosciuta prevalentemente per questa civiltà dei nuraghi, per il mondo dei nuraghi, cioè di queste torri straordinarie che costellano il paesaggio della Sardegna, ne fanno un tutt'uno con l'ambiente naturale, quasi non si riesce a cogliere la differenza, come se fossero insomma nati lì da sempre, quindi di conseguenza non frutto di quello che è l'ingegno dei sardi, ma frutto quasi di un fenomeno naturale. In realtà l'archeologia, per fortuna, è andata avanti soprattutto su questo settore, a cominciare dalla fine della seconda metà dell'Ottocento con Umicelli, il canonico Spano per esempio, andando avanti per Taramelli, che è stato il primo sovrintendente che nel primo trentennio del Novecento ha messo mano veramente allo scavo di diversi nuraghi. Pensate a Nuraghellosa, per citarne uno, o pensate al santuario nuragico di Santa Vittoria di Serri, per dirne un'altra, per concludersi poi questa prima fase esplorativa con l'opera di un grandissimo archeologo che è stato Giovanni Lilliu, ma non è stato solo un archeologo, è una figura che nella cultura e nell'immaginario dei sardi rappresenta sicuramente qualcosa di più. È un pater patrie, come mi piace definirlo, cioè ha accompagnato dal secondo dopoguerra la storia, la vita dei sardi in tutti i suoi passaggi fino agli ultimi momenti, insomma, della sua vita. Ma siamo ormai nel primo decennio del XXI secolo. Bene, possiamo partire. Nuraghi e templi nell'isola dei giganti. Con Nicola Castangia, che è l'autore di queste immagini straordinarie, a cui io ho la fortuna di dar voce, proviamo a fare un viaggio, proviamo a capire qualcosina di più. Certo, non è una lezione, questa è semplicemente una comunicazione anche abbastanza veloce, poco più di 20 minuti, però diciamo che volevo focalizzare con questa scelta di immagini che cosa è stato il fenomeno nuraghi e che cosa è stato soprattutto lo scavo di uno dei nuraghi che oggi per eccellenza è considerato insomma il nuraghi. Sto parlando dei nuraghi di Barumini. Queste sono le immagini dello scavo e della rimozione soprattutto dei crolli impressionanti, da cui si colgono tutta una serie di suggerimenti, cioè come li hanno costruiti. Se non avessimo visto quegli uomini abbigliati con la camicia e i pantaloni, oppure per esempio guardate questa immagine dove il traino è un traino animale semplice, cioè un blocco imbragato e i buoi che trainano, avremmo potuto dire che queste immagini sono state scattate 3500 anni fa. In realtà è un patrimonio che oggi custodiamo e che raccontano invece che cosa c'è alla base della conoscenza o del fatto che oggi questo monumento è simbolo dei sardi ed è tutelato ed è iscritto nelle liste dell'UNESCO, cioè patrimonio dell'umanità dal 1997, e soprattutto, come dice l'intitolazione del riconoscimento dell'UNESCO stesso, è all'ingegno costruttivo, è dedicato all'ingegno costruttivo dei sardi. E questo è incredibile, perché in realtà guardando queste immagini, questo ingegno noi riusciamo a coglierlo, questa tessitura incredibile di queste murature che sembra quasi più l'effetto non tanto di un'architettura quanto proprio di una decorazione. Sembra quasi, osservando questi monumenti eccezionali, di guardare le decorazioni che le nostre donne, le nostre madri facevano sui tessuti o sui dolci. E la cosa è incredibile, perché in realtà stiamo parlando di opere impressionanti, opere che oggi se ne conoscono oltre 8.000, chissà quanti ne sono stati distrutti nel tempo per fare e costruire i nostri villaggi, le nostre città, per fare le nostre strade, in tutti i punti dell'isola. Certo, più concentrati logicamente dove ci sono delle risorse e delle produzioni
sicuramente più floride, quindi zone collinari dove il grano, che era il volano della civiltà nuragica, era in grado di realizzare e di impostare dei cantieri che possiamo dire veramente eccezionali. E dietro le immagini che state vedendo c'è il connubio, l'insieme, l'incontro di diverse discipline. Da un lato c'è il progetto, perché senza un progetto capite che non si possono realizzare opere di questo tipo, dall'altra c'è la conoscenza delle maestranze che sicuramente hanno ereditato dalla preistoria capacità impressionanti. Pensate che questa architrave pesa 3 tonnellate, cioè solo l'idea del muoverla, del trasportarlo, prima ancora che del metterlo in opera, ecco, ci mette dei problemi perché noi sardi di oggi abbiamo perso un po' di autostima, tant'è vero che quando guardiamo queste opere quasi ci creano psicologicamente delle difficoltà. Come 3500 anni fa i sardi facevano questo, facevamo questo, e oggi invece no, in una terra ricchissima, bellissima, straordinaria, fatichiamo a portare avanti, non dico la nostra esistenza, grazie a Dio, però sicuramente siamo distanti da queste realizzazioni. E allora quando andiamo a sfogliare queste immagini cogliamo tutta una serie del loro modo di pensare, della loro attenzione per la bellezza. Guardate la camera del nuraghe Sparas di Isili, siamo al centro della Sardegna, la più alta delle toloi nuragiche, così i greci chiamavano queste camere, queste false cupole. In realtà sono delle cupole a tutti gli effetti, perché il gioco è sempre quello di far incontrare degli archi verticali in un punto specifico, che poi è la ghiera superiore che chiude le camere, per arrivare poi a monumenti che oggi sono veri e propri testimonial della storia dell'architettura antica. Siamo al Santo Antine di Torralba, ci siamo spostati, siamo a 30 km da Sassari, e queste immagini raccontano qual è stata la loro, cioè l'idea del progettista. Non dimenticate che i nuraghi sono delle costruzioni a secco, cioè prive di malte eleganti, cioè qui è sovrapporre blocco su blocco, ma facendo in modo che si potessero realizzare costruzioni complessissime, cioè dove le masse murarie venivano svuotate per costruire camere, dove venivano svuotate per costruire scale, per realizzare cunicoli, per realizzare anditi o nicchie come quelle che avete visto, in un bailame talvolta anche apparentemente disordinato come questo, per esempio, del paramento murario del nuraghe Arrubio di Orroli, uno degli ultimi monumenti messi in luce proprio in questi ultimi decenni. Siamo anche qui nel centro della Sardegna, siamo nel Sarcidano, e l'opera chiaramente è un'opera incredibile. Pensate che quando si è studiato il nuraghe di Barumini recentemente, per la costruzione del suo quadrilogo sono state messe in opera 11.000 metri cubi di basalto, di pietre basaltiche. E pensate che un metro cubo di basalto ha un peso specifico di 2,7 tonnellate a metro cubo. Quindi se voi moltiplicate tutti questi dati, riusciamo a cogliere che l'impresa è stata un'impresa titanica, ma stiamo parlando di nuraghe. Oltre 80.000 viaggi di un carro trainato da 2 buoi, 2 cave sul ciglio della giara di Gesturi aperta per cavare basalto colloso e realizzare le grandi mensole di cui parleremo fra poco, i mensoloni che sorreggevano insomma gli spalti e i parapetti nella sommità stessa dei nuraghi. Ecco, ma quello è uno, e noi abbiamo parlato di 8.000, quindi stiamo parlando probabilmente di quello che è stato il fenomeno architettonico, ingegneristico, di pensiero, di organizzazione sociale, di governo dei territori, probabilmente più evoluto di tutto il Mediterraneo. E quando parlo di Mediterraneo, siccome noi archeologi abbiamo sempre timore di avvicinarci alle vicende orientali, no? Ma lì c'erano i Micenei, lì c'erano coloro che hanno combattuto una guerra come quella di Troia, e poi ci dimentichiamo che invece insieme a loro c'erano delle coalizioni di popoli, perché dietro tutta questa operazione anche letteraria ci sono delle funzioni pratiche. I nuraghi sono figli di un popolo dell'età del bronzo,
Il bronzo determina soprattutto la costruzione, la produzione di oggetti che creano bellezza, creano lucentezza. L'immagine della piana di Troia raccontata da Omero, dove gli eroi, no, sono simili a dei bardati di bronzo, ma anche i nostri principi nuragici erano bardati di bronzo. E allora la bellezza del fatto che quest'isola che sta lì, che sta al centro del Mediterraneo occidentale, ma crocevia incredibile. Guardate la straordinarietà di questa costruzione. Questa è figlia di un pensiero maturato dai sardi, ma accolto positivamente da tutta una serie di mondi che si aprono appunto sul mare. E aprendosi sul mare, attenzione, durante le navigazioni, no? Di queste genti che da un punto all'altro, da oriente a occidente, da nord a sud, no? Portavano merci, commerciavano, ma non portano solo merci, portano anche idee, portano anche confronti, portano anche tutto ciò che fa sì che il Mediterraneo abbia sviluppato una sua civiltà, abbia sviluppato un qualcosa di eccezionale che, guarda caso, soprattutto nell'età del bronzo, ha determinato la nostra civiltà dei Sardi. Le immagini che vediamo ci riportano ai mensoloni. Cosa sono i mensoloni? Sono degli elementi strutturali fondamentali che vengono posti alla sommità dei nuraghi, che noi non vediamo se non eccezionalmente, per realizzare questo. Questo è un modello ricostruttivo realizzato qualche anno fa in scala 1:10, che ci dà l'idea di cosa poteva essere quel nuraghe in quel momento. E allora con queste forme ci dobbiamo confrontare, perché poi i suggerimenti da dove ci vengono? Ci vengono dai modelli di nuraghi, perché in un certo momento, nella prima età a iniziare dal momento finale dell'età del bronzo e della prima età del ferro, tra l'11, il X, il IX secolo a.C., i Sardi, le popolazioni che noi chiamiamo tardo-nuragiche, cominciano a realizzare opere di questo tipo. Nel caso specifico siamo in Marmilla, siamo a Villanova Franca. Questa è una vasca realizzata, vedete, con le fattezze di un nuraghe, così come per esempio i modelli di nuraghe non si realizzavano solo in pietra, si realizzano anche in bronzo, come questo capolavoro che stiamo osservando, che è piccolino, pensate, alto appena 18 centimetri, un grande nuraghe complesso, quadrilobato, e una capanna a fianco. Questo è invece il celebre Bettilino di Barumini, alto circa 40 centimetri, trovato nella capanna delle riunioni, al centro della capanna delle riunioni. È interessantissimo questo, un giro di sedili in questa capanna e al centro il modello di nuraghe, così come a Palmavera ad Alghero, così come a Serri, dove all'interno di una di queste capanne c'era appunto il modello di nuraghe. Una sacralizzazione. Interrompo giusto un secondo, perché ci sarebbe da spostare una macchina che è una Audi grigia, non so se sia vostra, di qualcuno di voi. Audi. Sì, abbiamo trovato. Grazie, scusa. Che rappresentano quindi questi modelli la celebrazione del nuraghe, l'idealizzazione di questa forma architettonica pazzesca, che viene poi rappresentata, vedete, in maniera mirabile, quasi una fotografia di quello che doveva essere il nuraghe quando era compiuto, con tanto di spalti, con tanto di parapetti e file di feritoie, e con tanto, in questo caso, con questo modello di nuraghe che proviene, ci sono dei dubbi tra il nuraghe Canevadoso di Cabras e l'area di Monteprama, dove addirittura c'è una figura che sta scalando la parete dei nuraghe. E allora questo ci ripropone, insomma, tutto quello che era anche un'idea che si sposta verso il concetto di religione, che vedremo dopo nel momento in cui toccheremo le sfere del sacro. Ma quando si studia oggi un nuraghe non si può fare a meno di confrontarci con quelli che sono i modelli, perché i modelli raccontano come dovevano essere le torri nuragiche che noi purtroppo vediamo svettate, ma raccontano anche della loro complessità. Pensate che questo è un modello che viene da Monteprama e presenta 8 torri, cioè noi non abbiamo nuraghi con 8 torri,
ma altre torri ce le abbiamo negli antenurali, cioè nelle cinte murarie esterne che contengono al loro interno, per esempio, una costruzione complessa. E allora loro idealizzano tutto questo. È chiaro che le torri non erano così slanciate, non potevano essere così slanciate, per quanto sappiamo che noi abbiamo torri centrali, masti di nuraghi alti, si pensa oltre i 22-23 metri. La torre centrale dei nuraghi di Varumini è data addirittura a 20 metri di altezza, con 3 camere sovrapposte l'una sull'altro, raccordate a puntarie, per realizzare poi alla fine un'opera intorno ai 1400 anni avanti Cristo, ideale come questa che vi ho proposto in questo luogo. Cosa sono i nuraghi? I nuraghi sono delle costruzioni che hanno avuto una serie di funzioni di controllo sul territorio, di controllo dell'assetto viario antico presso i corsi d'acqua, ma anche di controllo delle produzioni. Ho detto prima che nelle aree di grano soprattutto sono concentrate la gran parte dei nuraghi, ma oggi stiamo parlando anche delle altre cose, perché nei grandi nuraghi complessi ci sono dei pozzi, e il pozzo veniva interpretato una volta come un punto di alimentazione di una guarnigione, e allora gli si dava un carattere militare. Oggi sappiamo che l'acqua, come vedremo fra poco in queste immagini, per i sardi nuragici aveva un significato molto preciso, aveva un significato di sacralità, riproponeva tutta quella che era la grande tradizione del culto della vita e della grande madre espressa nei millenni precedenti del Neolitico e della prima età del rame, ma che i sardi nuragici non dimenticano, lo vedremo. Quindi, in poche parole, la funzione del nuraghe è una funzione che cambia a seconda della realizzazione stessa. Cioè ci sono nuraghi che inevitabilmente, come quella che avete visto prima, aveva anche una funzione militare, ma non esclusivamente militare. Aveva una funzione ideologica, spirituale e soprattutto narrava nei punti di confine tra terre qual era la dimensione, la grandezza del clan che l'aveva determinato, che l'aveva costruito. E allora ci siamo spostati invece nell'area sacra, non solo nuraghi in età nuragica, ma capolavori come questi, un inno vero e proprio all'acqua. Siamo nel Supramonte di Oliena, siamo a Sasette Soscarros, e qui avete visto una rotonda bellissima con al centro un grande bacile che veniva alimentato dalle teste degli arieti, nel quale un sistema idrografico pazzesco portava dell'acqua. Ci si sedeva lì per quale funzione? È bellissimo pensare questo. Cioè, loro si sedevano lì, la vasca si riempiva d'acqua, dalle bocche degli arieti scolpiti usciva quest'acqua che ripuliva. Ma ripuliva che cosa? Ripuliva lo spirito, ripuliva l'anima. Cioè non è un caso che ancora oggi alcune delle religioni più forti e più possenti del mondo individuino l'acqua come l'elemento di ripulitura spirituale, prima ancora che corporale, certo, anche corporale. E questi sono i monumenti che i sardi dell'età nuragica dedicano proprio all'acqua. È un inno incredibile, sono i famosi pozzi sacri. Di cosa si tratta? Si tratta fondamentalmente di veri e propri pozzi scavati nella terra e nella roccia, foderati, vedete, più o meno elegantemente secondo quelle che erano le tecniche tipiche del mondo nuragico, sempre costruzioni a secco, sempre una ricerca incredibile anche del bello, espresso in maniera mirabile. Guardate la tolos, la camera di questo pozzo. Si arrivava all'acqua attraverso una serie di gradini e dal basso loro, guardando su, inneggiavano alla capacità, al gusto, alla bellezza di queste realizzazioni. E l'acqua al centro del principio, non solo pozzi sacri che avevano vene sorgive proprie oppure, come per esempio in altri che ne vedremo, raccoglievano l'acqua piovana, in altri casi, assieme ai pozzi sacri, come sul Tempieso di Orione, le fonti sacre. E qua sì, parliamo veramente di capolavori.
capolavori nella celebrazione dell'essenza. Immaginate che queste immagini sono state scattate qualche anno fa, cioè ancora oggi, dopo 3000 anni, su Tempiesu si presenta così. Siamo a Urune, in un luogo in cui tu ci devi arrivare, ma che allora era facilmente accessibile per un sistema viario empirico che per forza passava davanti a questo edificio, che ripropone anche questo modelli, tra virgolette, costruttivi orientali, di gusto orientale, ma questo non ci deve stupire, anzi, questo ci arricchisce. Questo è fantastico, pensare insomma che i sardi, no, che sono conservativi nel loro principio, assorbono idee che vengono da fuori e che sono migliorative su quelle che possono essere le espressioni anche costruttive. E allora nelle immagini cogliamo tutta una serie di tecniche adottate per creare queste magnificenze, questi inni incredibili al culto dell'acqua. E allora, come a Fontana Goverta a Ballao, siamo in pieno al confine tra il Sarrabus Gerrei e il Gerrei, un luogo apparentemente anche questo lontano dagli uomini, lontano dalle città, no? Dove però guardate la realizzazione, allora ci riporta alla cupola dell'Uraghe Piscu di Suelli, alla cupola dell'Uraghe Isparas di Isili, e allora c'erano quindi maestranze che avevano capacità più di altre di realizzare opere straordinariamente complesse e raffinate, come per esempio questi che possiamo definire quasi dei pozzi sacri in miniatura. Sono piccolissimi, vedete, la canna del pozzo è cilindrica perché non c'è lo spazio per realizzare in realtà una tonos, ma la raffinatezza nella esecuzione dà da pensare sul fatto che maestranze operavano proprio in luoghi distinti dell'isola, esprimendo lo stesso concetto in maniera logicamente diversa. Questa, vedete, è un'opera tipicamente nuragica per realizzare uno stesso pozzo sacro. Ecco che quindi, a seconda delle capacità anche tecniche, veniva realizzata un'opera anziché un'altra, e questo sembra di vedere l'interno di un nuraghe. In realtà non stiamo vedendo l'interno di un nuraghe, stiamo vedendo la parte superiore di un pozzo, che è quello di Tatino, e siamo in pieno Sulcis. Chiaro che poi arriviamo ad un capolavoro vero e proprio. Quando parliamo di Santa Cristina di Paoli Lattino parliamo probabilmente di un'architettura che scrive la storia dell'architettura, che assorbe, vedete, tutta una serie di elementi che provengono da mondi diversi, ma che i sardi metabolizzano, realizzano, mettono in opera e costruiscono probabilmente quella che è una delle più importanti opere architettoniche del mondo conosciuto. È un pozzo sacro, questo è il fine di quella scalinata celebrativa che potremmo definire quasi un vero e proprio inno alla bellezza, per arrivare al fondo, per arrivare all'acqua. E poi chiaramente non è un unicum, perché per esempio qui siamo a Perfugas, non siamo vicinissimi a Paoli Lattino, siamo in Anglona, e la tecnica esecutiva, la tecnica costruttiva, no? Puntualizzata sulla perfezione dell'opera, è pressoché simile. Ce ne sono degli altri. Siamo ormai nel Campidano, ai confini con la Marmilla sarda, la Sant'Anastasia, scavato nei primi anni 20 del secolo passato dal Taramelli, rappresenta sicuramente uno degli elementi più importanti nella letteratura archeologica, per quanto si parli di antiche religioni mediterranee. È un caposaldo questo, perché qui vengono ritrovati dei reperti veramente straordinari, qualcosa la vedremo a brevissimo, che riportano chiaramente a ciò che in quel momento i sardi pensavano e i sardi riconoscevano in questo elemento fondamentale che è appunto l'acqua. I sardi l'hanno celebrata così. Ci si sposta qui, era un luogo caro a Giovanni Lillio, riteneva che il pozzo sacro di Serri, sul quale poi altopiano nasce il santuario federale, così le piaceva definirlo
un luogo di incontro tra genti diverse, guarda caso un punto ancora oggi e nel Medioevo dove si incontravano 3 curadorias. È fantastico questo pensiero da riprendere, perché in realtà il luogo franco, il luogo dove ci si può incontrare per fare festa, per commerciare, ma soprattutto per pregare. E allora nei luoghi di culto nuragici si trovano loro, quelli che noi chiamiamo oggi bronzetti, che raffigurano tutto un mondo, da quello dei guerrieri a quello degli offerenti, al mondo agreste, al mondo degli animali. La bellezza di queste rappresentazioni, devo essere sincero che ogni volta che le guardo mi emoziono perché dietro c'è veramente qualcosa di incredibile, no? 4 occhi e 4 braccia significano che rappresenta qualcosa che non era più terrena, ma era straordinariamente abile, o la dolcezza di quella madre che tiene in grembo il proprio figlio, o la grandezza di un capo come questo, che ci dà da pensare come la Sardegna fosse divisa in tanti cantoni e ciascuno di questi esprimesse un proprio capo. Guardate la regalità, no? Il mantello, il bastone di governo, la spada e soprattutto il doppio pugnale, il pugnale ad Elsa Gammata, messo proprio nel petto a indicare lo status e la grandezza. Il movimento poi è ridondante, cioè sembra quasi vederle muoversi queste immagini che poi verranno scolpite nella pietra del Sinis. La pietra del Sinis, cioè la pietra di Cornus, che siamo nella parte settentrionale del Sinis, verrà portata per quasi 16 km a Monteprama, che è una località del Sinis di Carras. Siamo in un'area molto fertile, dirimpetto proprio alla laguna, in un luogo dove probabilmente una via andava a collegare il mondo occidentale dell'isola, e in quel luogo l'uomo crea quello che possiamo definire il più grande sacrario del mondo nuragico, una grande necropoli, una via sacra che corre lungo la necropoli stessa, e loro, così come li stiamo vedendo in tutta la loro dimensione, che chiaramente ha suggerito agli scopritori di darle appunto il nome di giganti, ma soprattutto la rappresentazione, la celebrazione dei grandi capi popolo dei sardi nuragici. Sono loro, stiamo guardando loro. Chiaro che sono stati stilizzati anche loro, vedete gli occhi geometrici, perché il periodo in cui vengono realizzati è proprio questo. Siamo tra X, IX secolo avanti Cristo. Che cosa raccontano le nostre statue di Monteprama? Raccontano, oltre che la presenza di 4 tipologie distinte di guerrieri, dai pugilatori come quello che state vedendo in questo caso, agli arcieri, ai guerrieri, ai sacerdoti guerrieri, come le ultime scoperte ci hanno restituito. E allora con questo ci dobbiamo confrontare. I dettagli sono mirabili, i dettagli sono veramente straordinari. 5.800 frammenti che nel centro di restauro di Lipunti a Sassari, presso Sassari, vengono riassemblati per istituire insomma uno dei corpus culturali più preziosi e più prestigiosi non soltanto dell'intero Mediterraneo, ma oggi oseremo dire straordinariamente universali. Il linguaggio dell'arte è un linguaggio comune, ha origini probabilmente anche in questo caso in aree lontane. I sardi sono stati capaci di farne qualcosa di proprio e di restituirlo al mondo. Grazie. Potrebbe per cortesia indicarci una piccola bibliografia? Assolutamente sì. Ci sono 3 opere abbastanza importanti, se lascio libera la mente anche di più. Io inizierei con un volumetto scritto da Giovanni Lilliu, che arriva a Monteprama nel 1977, esattamente 3 anni dopo i primi scavi e 3 anni dopo la scoperta
è datata, diciamo, ufficialmente al 31 di marzo del 1974, quando un archeologo per la prima volta riconosce in questo rottame, perché di fatto che cosa succede? Succede che le arature in profondità con i mezzi meccanici mettono in luce tanto di questo materiale. E allora il primo è Giovanni Di Pio, pubblicato nel 1977, dal metilo paniconico alla statuaria nuragica. Il secondo è un volumetto scritto da uno degli scopritori, Carlo Tronchetti, che era un funzionario allora nel 1979 quando arriva a Monteprama e intraprenderà una campagna di scavo importantissima, ed è Monteprama, proprio il titolo. Carlo Tronchetti, sì. Il terzo è una miscellanea di studi, mi pare che sia datata al 2012, non me lo ricordo precisamente, sì, 2014, e sono una raccolta di studi, non so se siano in commercio, penso di no, quelli che ha fatto la soprintendenza di Sassari. L'ultimo è un volume recente del professor Raimondo Zucca, I giganti di Monteprama, di cui tra l'altro la cura per la pubblicazione è stata proprio della Fondazione Monteprama, presenta la prefazione e una presentazione da parte del Presidente Bononi. Penso che sia sufficiente per... Penso di grazie. Sì, chiaramente, per dare... Ah, no, sì, adesso non riuscivo, non ho capito, cioè sul nostro sito c'è tutta una parte dedicata. Com'è il sito? Monteprama, tutto attaccato. www.monteprama.it. Grazie a voi. Ringraziamo Giorgio Murru, un archeologo e direttore del Museo di Venire di Laconi, che vi invito a visitare. Passiamo a Ilaria Orri, che è anch'essa archeologa, esperta di cultura fenice nuragica. Più o meno. Innanzitutto buongiorno a tutti, mi unisco anche ai ringraziamenti, mi fa molto piacere essere qui e vedere appunto la sala piena. Con il Presidente abbiamo ritenuto di cambiare il programma, avrei parlato del mito degli Ori di Taros, ma forse è meglio che vi presenti il parco archeologico naturale appunto della penisola del Sinis, che è il luogo in cui appunto la Fondazione opera. Giusto una precisazione, i miei studi archeologia fenicio-punica, i nuragici e i protostorici per il momento li lasciamo, però ciò non toglie, adesso appunto vedremo comunque anche questa parte. Collochiamoci nello spazio, quindi noi ci troviamo nella costa centro-occidentale della Sardegna, nella provincia di Oristano, il comune è quello di Cabras. Qua ne vediamo alcune due immagini. Il paese di Cabras sorge sulle sponde omonime del proprio stagno, e lo stagno è, diciamo, l'elemento naturale ma anche l'elemento fondamentale per la sopravvivenza dell'abitato di Cabras ancora oggi, già che il prodotto come il mugine che ci dà l'oro di Cabras, quindi la bottarga, è uno, diciamo, degli elementi più importanti della nostra gastronomia, ma anche in antico. Lo stagno, appunto, essendo una fonte di vita come il pescato, la raccolta dei molluschi, ma anche tutto ciò che cresce attorno alle sponde del nostro stagno, quindi l'erba palustre che in antichità, ma fino a pochi tempi abbastanza recenti, veniva utilizzata per la realizzazione di cestini, stuoli, abitazioni, imbarcazioni anche. E noi le prime testimonianze, appunto, tra poco le vediamo, alcune immagini del Sinis. Il Sinis è circondato appunto non solo dallo stagno, specchi d'acqua, dal mare, essendo una penisola che ci abbraccia sui tre lati. Qui in lontananza questa linea di orizzonte è il mare di Sardegna, quindi per noi locali il mare è vivo, è quello che si agita appunto sotto il vento del maestrale. Questo che vedete qui all'interno è il golfo di Oristano, ufficialmente il suo nome, per noi locali il mare è morto perché il mare è quasi sempre è piatto. Vi vedi alla quadrante
sud si alzano raramente come lo scirocco. Ha un limite naturale il Sinis, che è il Montiferru. Già dal nome, capito per quale motivo lo chiamiamo così, per la presenza di giacimenti minerari che furono appunto sfruttati dall'età preistorica fino all'età storica. Nella immagine in basso invece vedete benissimo il limite del Montiferru e la parte terminale della penisola, con i due mari. Ripeto, questo è il Mar Vivo, quindi il Mar di Sardegna, e il Golfo di Oristano, il Mar Morto, e le varie lagune e lo stagno di Cabras in lontananza. Avendo stagni e avendo lagune ci sono anche le saline, e il sale ancora oggi è fondamentale per la nostra cucina, ma in antico era preziosissimo perché era uno dei pochi elementi per utilizzare, in questo caso per conservare i cibi, o si mettevano sotto sale oppure sotto affumicazione. Quindi pensate quanto era ricco il nostro territorio, non solo per la presenza dell'acqua, ma anche per i terreni fertili, sia per quanto riguarda il campo dell'agricoltura, ma anche dell'allevamento. E le prime testimonianze sono proprio lungo le sponde dello stagno. Attualmente due siti, uno che si chiama Conchillonis, attualmente non indagato, l'altro Cucurisarius, indagato soprattutto alla fine degli anni 70, quando venne realizzato il canale scolmatore. Qua avete l'immagine del canale, questo è lo stagno, quindi il canale unisce lo stagno di Cabras al Golfo di Oristano. Questi scavi furono fondamentali perché ci hanno restituito uno spaccato molto importante, tra le quali le testimonianze più antiche del nostro territorio, che risalgono a circa, siamo intorno al 4600 avanti Cristo, 4800 alcuni si spingono, per la presenza di alcuni materiali trovati nel contesto funerario. Qui vediamo elementi che vengono dal contesto abitativo, quindi dalle capanne in questo caso. Questa spiana con la presenza con l'impressione di questo intreccio ci fa in questo caso comprendere la presenza della lavorazione delle fibre, quindi in questo caso richiamiamo le erbe palusi che nascono lungo le sponde del nostro stagno, la presenza di punte di freccia in ossidiana, che era considerato l'oro nero per l'età neolitica, e di pochissimi chilometri abbiamo il Monte Aci, che è l'insediamento, è il luogo più importante di tutta la penisola italiana per quanto riguarda questo materiale. Questa bellissima collana che proviene dal contesto funerario di Cucurisarius, che è una collana composta da varie conchigliette, e questa è la necropoli, appunto. Necropoli ipogeica, quindi scavata sottoterra, si accedeva attraverso un pozzetto e si entrava nella camera funeraria, dove sono stati trovati delle inumazioni dove il defunto veniva posizionato su un fianco in posizione fetale, con spazio di ocra rossa, accompagnato da vari oggetti del corredo, tra quali la statuetta di Dea Madre, che contraddistingue appunto il neolitico sardo. Dal sito di Cucurisarius attualmente ne provengono oltre una decina, e anche il sito che ne ha restituito di più in Sardegna. Noi adesso facciamo un salto in avanti, quindi dall'età della pietra saltiamo l'età del rame, quindi i metalli erano presenti, e ci fermiamo all'età del bronzo. Giorgio ne ha parlato abbondantemente del periodo della civiltà nuragica, appunto nuragici contraddistinti dal fatto che realizzassero coloro che noi oggi chiamiamo i nuraghi, e nel nostro territorio sono stati censiti ben 152 siti. È una delle aree in Sardegna in cui c'è la più alta concentrazione della testimonianza della civiltà nuragica, e per siti nuragici intendiamo sia i nuraghi, che si presentano con un'unica torre, o nuraghi con più torri, quindi nuraghi complessi, ma abbiamo sia villaggi nuragici, aree sacre, anche noi abbiamo un piccolo pozzo sacro, che è il pozzo sacro di Cucurisarius, e aree funerarie. Tra poco arriviamo appunto all'area funeraria di Monteprama. Qui vediamo l'immagine del villaggio nuragico di Sumurumano, che attualmente è uno dei siti che ci restituisce le testimonianze più antiche della presenza della civiltà nuragica nel nostro territorio. Siamo intorno al 1400-1300 a.C. I materiali rinvenuti, tra i quali questo frammento di ceramica micenea, ci riporta a questo periodo, ma anche frammenti di ceramica cipriota, quindi tra l'XI e il IX secolo a.C., ci fa comprendere l'attività di coloro che venivano a trovarci dall'area del Mare Egeo e dal vicino Oriente sino alle sponde della nostra isola.
Giusto un accenno sul sito di Saosa, che si trova nel Campidano Maggiore, quindi il Campidano di Oristano, attraverso degli scavi di emergenza che vennero fatti per la realizzazione della strada provinciale che oggi unisce l'abitato di Cabras alla città di Oristano. All'interno di questi pozzetti furono rinvenuti dei materiali vegetali, tra i quali semi di vite, fico, meloni, frumento, grano, lenticchie e così via. Questo dato è comunque importantissimo perché ci fa comprendere, anzi ci fa ricostruire la dieta dei nuragici di 3500 anni fa, quindi questo è un dato molto importante. Non abbiamo solo la parte diciamo vegetale o vegetariana, oggi avremmo definito, ma anche la presenza delle carni, quindi abbiamo trovato anche degli animali spogliati al loro interno, quindi questo ci fa comprendere comunque che la caccia era ben più attiva come delle ossa di cervo. Arriviamo a Monteprama. Questo è Monteprama. Oggi Monteprama si chiama così perché era caratterizzata dalla presenza della palma nana, non è un reale monte, la parte sommitale raggiunge circa 90 metri sopra il livello del mare. Chi è venuto già a trovarci superando appunto la collina si trova poi nella spiaggia, diciamo non subito, immediatamente comunque a quell'altezza la spiaggia di Marierni, che è contraddistinta, è una delle spiagge contraddistinte dai chicchi di quarzo. Alcune immagini degli scavi. Monteprama fu scoperta 50 anni fa, appunto siamo al 50esimo, una brevissima campagna di scavo nel 75, un'altra nel 77 e poi nel 79 che sarà la campagna di scavo più lunga che durerà circa 4 mesi sotto la direzione del dottor Tronchetti, citato poco fa da Giorgio. Qui vedete alcuni degli elementi tra i quali riconosciamo una statua, un modello di nuraghe e altri frammenti che componevano questi elementi. La presenza, appunto, Monteprama è un'area funeraria, quindi è una necropoli che fu frequentata dalla fine dell'età del bronzo alla prima età del ferro, quindi siamo tra l'undicesimo secolo a.C. sino alla metà dell'ottavo secolo a.C., quindi circa 3000 anni fa. E all'interno di questi pozzetti che vedete nell'immagine, all'interno era posizionato un defunto, messo in questa posizione. Era una posizione rannicchiata, aveva le gambe portate al petto e la testa appoggiata in questo caso alle ginocchia. Attraverso i vari studi noi sappiamo che le persone all'interno dei pozzetti venivano messe all'interno di un sudario, un lenzuolo, e nel momento in cui sia il tessuto è andato a decomporsi, ma anche i tessuti molli, in questo caso del defunto, abbiamo il cosiddetto effetto basket, quindi la testa è caduta in mezzo alle gambe e la terra ha circondato le ossa. Qua vedete un'immagine dall'alto. In questo settore qui troviamo le tombe più antiche, quindi quelle dell'età del bronzo. Queste invece che vedete allineate con la chiusura con una lastra in arenaria che si affaccia lungo una strada oggi definita strada funeraria, strada sacrale, sono quelle della prima età del ferro, quelle che ospiteranno, passatemi il termine, le statue, quindi il complesso scultoreo di Monteprama. Questa è una delle foto più recenti, siamo nel 2024, mi ripeto, questa è l'area di scavo degli anni 70, 2014 si torna a scavare a Monteprama e si continua sino ancora oggi e tra poco riprenderanno di nuovo gli scavi della soprintendenza. Area di scavo del 2022, quindi vedete che le tombe proseguono. Questo è il settore a ovest, nord-ovest, con la presenza di 2 edifici di età nuragica, il cosiddetto edificio A e l'edificio B, e quest'anno, tra il 2023 e il 2024, si è proseguito in questo settore e notate che si vedono dei piccoli fori che sono comunque richiamano della presenza di buche di palo. Comunque andando avanti con le ricerche comprenderemo meglio la loro funzione. E veniamo alle statue. Le abbiamo viste prima, Giorgio ha parlato, abbiamo 3 classi di statue, il pugilatore. Il pugilatore si contraddistingue dal fatto che è dotato di un guanto, che è questo, ha il torso nudo, un stretto cinturone in vita e un gonnellino a V, uno scudo semicircolare al di sopra del capo e il guanto venuto impugnato nel braccio destro impugna molto probabilmente un pugnale, almeno un pugnale ad elsa gammata. Mi stavo per inceppare. Cosa significa un pugnale ad elsa gammata? Questa è l'elsa gammata. Nel momento in cui veniva impugnato, questa parte proteggeva le 4 dita davanti. Quindi immaginatevi se al momento di attacco, ma anche in questo caso direttamente con la lama, quanto poteva essere violento
abbiamo gli arcieri. Arcieri si chiamano così perché sono dotati di arco, indossano una corta tunica, una placca addominale, la goliera a protezione, la faretra sulla schiena, quindi il contenitore delle frecce, indossa anche le calze e un parastinco, diciamo così, quindi a protezione anche appunto delle gambe. Il guerriero, che è la statua più carina perché è anche la più abbigliata, lui sempre indossa una corta tunica, una sorta di protezione al petto e una stola frangiata, dotato in questo caso di scudo circolare e di spada. Non sappiamo se la spada era realizzata in materiale deperibile, quindi in legno, oppure aveva una lama in bronzo, quindi in metallo. È stato trovato un frammento di spada, ma non sappiamo se appartiene alla statua o potesse appartenere in origine a uno dei frutti. Una delle nuove statue rinvenute nel momento in cui si è tornati a scavare a Monteprama nel 2014 è il pugilatore del tipo Cavallupo. Pugilatore a tutti gli effetti, torso nudo, stretto cinturone, gonnellino a V nella parte posteriore, braccio destro dotato di guanto. Questo scudo avvolgente, in questo caso ce l'abbiamo nella parte anteriore del corpo, del tipo Cavallupo perché richiama il bronzetto rinvenuto nella necropoli di Cavallupo a Vulci, nel Lazio. Quindi questo è il simile più vicino alla nostra statua. E ne abbiamo due completamente integre, una la vediamo qui e l'altra attualmente è in restauro all'interno delle sale del nostro museo. Chi viene a visitarci nella sala centrale del museo può vedere le restauratrici e i restauratori all'opera. Questo attualmente è anche uno degli esemplari più importanti e più integri. Come potete notare, questa statua ha ancora la testa attaccata al collo, quindi è quasi completamente integra e oggi è in fase di pulitura e restauro. I modelli di Nuraghi citati da Giorgio, quindi qua su questa parte vado più veloce, fondamentali comunque perché ci fanno comprendere come in origine si presentavano le torri nuragiche. Il complesso scultoreo di Monteprama non sono solo le statue a figura umana, i modelli di Nuraghi, ma ci sono anche i bettini, che è la rappresentazione più semplice della presenza della divinità, in questo caso nel luogo nell'area funeraria di Monteprama. E sappiamo in avanti e andiamo direttamente a Tavros. A Tavros abbiamo la presenza più antica qui del villaggio nuragico di Smurumanno, che verrà poi abbandonata e ci sarà la città di Tavros. Oramai siamo nel VII secolo a.C., presumibilmente la città di Tavros viene fondata dai cartaginesi, che nel secolo successivo, quindi tra la fine del VI e nel V, monumentalizzeranno la città. Cosa significa? Che verranno realizzate delle aree sacre molto importanti, tra i quali un tempio monumentale del semicolone dorico che viene chiamato. Successivamente le aree sacre verranno rifunzionalizzate anche in età romana, quindi le aree sacre vengono rispettate per tutta nel momento in cui la città è in piena attività. Come avete visto dal video iniziale, nel 238 a.C. la Sardegna passa sotto Roma e quindi anche Tavros. Le due colonne richiamano quel periodo, che sono le star del sito. Nel d.C., quindi tra il secondo e il terzo secolo d.C., sempre in età romana, siamo sotto l'impero, la città assumerà un aspetto romano perché verranno realizzati gli impianti termali, abbiamo un acquedotto, le strade verranno lasticate con delle pietre in basalto, verrà realizzato un sistema fognario e quindi pensate quanto era ormai avanti la città di Tavros. Per poi essere abbandonata, almeno una fase di declino noi la leggiamo tra il VI e il VII secolo d.C. e poi verrà abbandonata e utilizzata come cava di pietra per secoli e secoli e secoli, come fino al 1500 quando realizzarono le torri costiere. Questa è la torre costiera di San Giovanni realizzata dagli spagnoli. La Sardegna è dotata di circa un centinaio di torri costiere, poche sono visitabili, la nostra è visitabile, si può salire sino alla terrazza, è anche uno dei punti più alti della nostra penisola, siamo oltre i 50 metri sopra il livello del mare, quindi immaginate tutto il panorama che si può vedere salendo sulla torre spagnola. Restando a San Giovanni abbiamo anche la testimonianza di una chiesa paleocristiana, quindi viene realizzata anch'essa tra il VI e il VII secolo, siamo nel periodo bizantino. Oggi entrando vedete la chiesa nella sua fase ultima, quando viene ampliata in età giudicale, o meglio possiamo anche chiamarla età medievale,
e siamo tra il IX e l'XI secolo. Già dall'immagine di facciata e una parte dell'interno notate che è completamente realizzata in arenaria, quindi è inutile dirvi da dove stavano ormai prelevando i blocchi per realizzare la chiesa di San Giovanni. Andiamo un po' più avanti, ci spostiamo, non siamo più a San Giovanni di Sinis, ma siamo a San Salvatore di Sinis, che si trova tra Cabras andando a San Giovanni e il punto di snodo poi per raggiungere il sito di Montetrama. Questo villaggio si attiva 9 giorni prima della festa di San Salvatore, quindi la corsa degli scalzi, conosciuta di più. Al centro c'è la chiesetta, circondata poi dalle case utilizzate dai novenanti, e al di sotto del pavimento della chiesa c'è un ipogeo, quindi è un luogo sotterraneo che fu realizzato intorno al IV secolo d.C., quindi ritorniamo in età romana imperiale. È un unicum attualmente in Sardegna. Lungo le pareti di queste 5 sale che si possono visitare nell'ipogeo ci sono diverse raffigurazioni a carboncino, e alcune di queste contribuiscono alla datazione del IV secolo. Questo lo sappiamo grazie alla conciatura, per esempio, di questi due personaggi. Questa è la conversazione sacra, o meglio il matrimonio, tra Marte e Venere. Abbiamo una quadriga romana, i 4 cavalli e qua in questo caso l'auriga. Abbiamo altre raffigurazioni che ci portano e ci fanno comprendere che questo luogo viene frequentato sino all'età spagnola. Per esempio c'è in una delle pareti un galeone, poi successivamente verrà utilizzato come luogo di culto cristiano sino a quando verrà realizzata al di sopra la chiesetta di San Salvatore. Arriviamo a Cabras con il nostro museo. All'interno delle sale del museo si vedono i materiali rinvenuti nel nostro territorio: Cucurizza Rius, Montetrama, Tarros, il relitto dell'isola di Maldivedre, che era una nave romana. Vi ho messo queste due immagini del 2023, questo è il corpo realizzato negli anni 70, inaugurato nel 96. Qui abbiamo la casa che sarà dei giganti e questa è la sala del paesaggio. Notate che nel 2024 già tutto intorno è cambiato. Abbiamo realizzato un nuovo piazzale che sarà appunto dedicato ai vari eventi, con la realizzazione di un'area del parco, quindi l'area spettacoli, e intorno a tutto questo complesso verrà realizzato il parco con varie aree dedicate anche ai più piccoli, quindi il museo diventerà un luogo aperto a tutti, ma anche un luogo dinamico, pronto a accogliere tutta la comunità di Cabras, ma non solo. E qua notate comunque alle spalle il nostro stagno. All'interno della sala del paesaggio a oggi c'è la nuova esposizione, dove noi abbiamo raccolto tutte le statue che fanno parte del complesso scultorico di Montetrama, e qui vedete sia le nostre statue sia i modelli di Nuraghi che oggi sono esposti a Cabras, ancora una parte sono esposti al Museo Nazionale Archeologico di Cagliari. Ma con questa nuova esposizione si ha la possibilità di vedere le statue a 360 gradi, quindi finalmente si può cogliere non solo il davanti ma anche il dietro. Vi vorrei sottolineare che queste statue furono scolpite per essere ammirate in ogni angolo, perché sono decorate anche nella parte posteriore, come per esempio con l'arciere, come vi ho detto, che ha la faretra sulla schiena. Le attività della Fondazione sono sia promozione e valorizzazione, ma anche nella realizzazione di eventi. Questa promozione e valorizzazione non solo in questo caso della nostra penisola del Sinis, ma di tutto ciò che in questo caso è la nostra isola. Quest'estate, abbiamo avuto la terza edizione del Festival dell'Archeologia, del Festival Letterario dell'Archeologia e il secondo Archeofilm Festival all'interno appunto dei nostri siti. Quest'anno ci siamo divisi tra il Museo di Cabras e Tarros, ma il Festival dell'Archeologia è stato integrato e è stato accolto anche a Oristana, Basante e all'Anconi. La Fondazione promuove la civiltà nuragica, quindi il complesso scultoreo di Montetrama, anche all'esterno del nostro contesto nazionale in questo caso. Qui vedete un'immagine dell'esposizione di Manneddu, che è il gigante viaggiatore. Questa siamo al Met, al Metropolitan Museum di New York, l'esposizione tra il maggio 2023 e il dicembre 2023, e adesso da poco, il 17 maggio, c'è stata l'inaugurazione sempre della nostra statua al Museo Nazionale Archeologico di Madrid, dove resterà esposto sino a gennaio 2025. Siccome non ho anticipato ieri a Piacenza e non anticiperò nemmeno oggi, la statua continuerà a viaggiare nel prossimo anno.
quindi in questo caso siete costretti a seguirci, così voi saprete dove continuerà Manneddu, ma anche tutto ciò che la Fondazione continuerà a fare sia sull'aspetto di valorizzazione e promozione, ma anche sull'aspetto didattico e scientifico, che comunque è uno dei suoi obiettivi. Quindi ringrazio a tutti per l'attenzione e grazie ancora. Lanciare la sessione delle domande e delle risposte, se qualcuno ha qualche curiosità, siamo ben lieti di darvi tutte le informazioni necessarie. Inizio io a chiederti un paio di cose. No, ho sbagliato, però di locandina, scusate, non dovevamo sempre qua. Sì, adesso arriviamo col microfono, vi faccio io un paio di domande. La prima è un po' provocatoria ed è una risposta a quanto è vero che le statue dei giganti potrebbero essere le statue più antiche del Mediterraneo, a tutto tondo. La seconda, Laura, poi il microfono la domanda che c'è lì, riguarda anche l'attività che stiamo facendo in giro appunto per il mondo e come questo, visto che avete un livello molto ricco sia dal lato naturale che dal lato artistico, magari forse non è giusto per dare la risposta, può essere utile per la promozione della Sardegna, visto che questa è una risposta a chi spesso viene anche da noi qua in sede e ci dice bene in Sardegna ma avete solo il mare, quindi spesso ricorda il sangue e le vene, iniziamo a raccontare un po' delle cose che oggi avete messo sul tavolo. Ilaria Nicola? Sì. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, sì, attualmente le statue dei giganti sono le statue più antiche del Mediterraneo centrale e occidentale. Quindi questo è da sottolineare, perché sennò le statue più antiche del Mediterraneo ne abbiamo tante altre, come per fare gli esempi a Oriente, nel vicino Oriente, gli egizi, il complesso scultoreo è in Siria, erano già presenti, realizzate. Per quanto riguarda invece dalla nostra parte, quindi le statue attualmente di Monteprama sono le più antiche. Attualmente, mi ripeto, sono datate tra il IX e il VIII secolo a.C. Ciò non toglie che adesso con i nuovi scavi dove il settore ampliato potrebbero darci ulteriori informazioni e forse abbassare ulteriormente la data, ma fino a quando non ci saranno le analisi bisogna darci cauti, tipico degli archeologi, quindi solo il dato scientifico in questo caso potrebbe essere confermato, ma come ben sapete solo attraverso gli scavi archeologici anche i dati possono essere smentiti, quindi dobbiamo essere pronti a tutti, però loro attualmente si tengono il primato di essere le statue più antiche a figura umana e come hai detto tu, come abbiamo detto, a tutto tondo, quindi si possono ammirare a 360 gradi. Ciò non significa, noi dobbiamo comunque, oggi noi ragioniamo con la testa di persone che vivono nel 2024, quando le persone vivevano nel 3000 a.C., 3500 a.C., in questo caso per le nostre statue nel 3000 anni fa, non 3000 a.C., scusate, 3000 anni fa, noi oggi abbiamo la testimonianza in statua, però ciò non toglie che i propidoli fossero realizzati in materiali più poveri, materiali deperibili, come appunto le erbe palustri, la ceramica, che se non si cuoce va a scomparire, l'argilla. Quindi questo dato noi attualmente non ce l'abbiamo nel nostro contesto. Noi da questo punto di vista siamo un po' sfortunati, perché il terreno del Sinis in generale, anche per quanto riguarda i defunti di Monteprama, è un terreno molto acido, quindi va a corrodere ulteriormente e anche più velocemente tante informazioni che noi avremmo avuto proprio sulle fibre vegetali, sulle ossa, ci avrebbero restituito un maggior numero di informazioni ulteriori. Sì, c'era la seconda. Sì, la seconda domanda riguardava il come questo patrimonio che abbiamo a livello culturale può far uscire lo stereotipo che in Sardegna si fa solamente per i cervelli. L'ho distratto dalle tesi di fantearcheologia sulle palustri,
la prima parte della no, insomma, Sardegna è un continente, quasi un continente, diceva Fiorenzo Serra, secondo me con una definizione molto azzeccata, ma lo vediamo dal punto di vista meteorologico. Spesso il tempo che fa per Sudani è lo stesso che fa in Orgastra, o quello che fa in Gardura, che fa in meteorologia. Si dice che insomma abbiamo una tale composicità che ci rende particolari. Dunque io penso che proprio prendendo la definizione di Ilaria, noi ragioniamo con gli occhiali del 2024, no? Diciamo in Sardegna non c'è altro che il mare, perché oggi che abbiamo molto tempo libero e i soldi per fare i turisti ci ricordiamo del mare. Io che vengo da un paese di mare sono figlio di genitori e nipote di nonni che il mare lo vedevano solo per andare a lavarsi, non gliene fregava nulla del mare perché avevano problemi di sussistenza, come molti sardi, se ci sono originario della Sardegna qua sanno, e i terreni del mare li davano alle figlie femmine, che erano quelle che non ereditavano i pascoli, non ereditavano le cose perché avevano meno valore allora, però fortunatamente il buon Dio ha fatto in modo che quelle eredità deprezzate poi sono diventate quelle che hanno portato più valore di quelle donne che sono riscattate. Per dirvi che in ogni tempo ha le sue valutazioni e ha i suoi giudizi. Dunque il mare sì è importante perché adesso è legato a una parte dell'economia, ma pensate che il turismo legato al mare è il 7% del PIL della Sardegna, il 93% è fatto di altre cose, già basterebbe questo dato, però noi sempre di più vediamo che i visitatori che arrivano in Sardegna cercano esperienze. Io faccio l'esempio degli americani, noi quando siamo stati al Metropolitan Museum lo abbiamo fatto come un investimento di promozione, perché di ricerca scientifica e di confronto. Abbiamo fatto 3 iniziative durante quei 6 mesi legate alla valorizzazione del nostro territorio, della Sardegna intera, portando i prodotti dell'agroalimentare, facendo delle illustrazioni guidate, facendo delle spiegazioni sull'origine dei nostri prodotti di qualità, e dai turisti americani, dai visitatori americani che sono arrivati subito dopo quella campagna di promozione, abbiamo avuto una richiesta che è molto precisa: se noi veniamo, dobbiamo già venire in Europa, volevamo andare a vedere Venezia, Firenze e Roma, dedichiamo 3 giorni anche alla Sardegna, ma non veniamo solo per vedere i giganti di Monteprama o la reggia nuragica di Basini, vogliamo capire come si fa l'olio. Noi ci abbiamo assaggiare un olio buonissimo, noi siamo cresciuti a New York, non sappiamo come si fa l'olio. Ci fate vedere gli oliveti, ci fate vedere il processo di realizzazione dell'olio, il riso, come cresce il riso, si pianta, si cresce, come si fa, si trebbia, si miete. Portateci nelle risaie a vedere quel riso così buono che abbiamo mangiato. La botaglia, cos'è la botaglia? Da dove arriva? Come si produce? Portateci in costiera a vedere la botaglia e così via, il vino, le vigne, c'è gente che paga per vignare. Ci sono tutta una serie di cose che poi non è vero che in Sardegna c'è solo il mare. Il mare, sapete cos'è? È il rifugio dei mangroni, quindi quelli che non vogliono il mare, e lì si promuove da solo. Tutto il resto invece si facciamo delle mandroni, no, scusate, degli scansafatica, o della gente che non ha voglia di lavorare, di impegnarsi per fare la promozione vera. E cioè il mare si promuove da solo e lì uno arriva, lo vede e lo può fruire da solo. Tutto il resto bisogna impegnarsi, bisogna farsi venire idee e bisogna poi realizzarle con tutte le difficoltà organizzative che ci sono. Però in Sardegna c'è davvero molto altro, certo l'archeologia, le sue bellezze storiche e il fatto che sia tutto, noi ci autoflagelliamo, e chiudo, spesso noi sardi sappiamo fare niente, questo, l'altro, ma se andiamo in giro per l'Italia o andiamo in giro per l'Europa, una percentuale di siti gestiti, di siti archeologici gestiti così diffusa non ce li ha nessuno, non ce li ha nessuna regione. Questo lo dico senza tema di smentita. Ci possono essere 1, 2, 3 eccellenze, ma in Sardegna ci sono molti siti archeologici gestiti e quasi ogni paese ha un museo dove c'è qualcuno che vi spiega la peculiarità di quei luoghi, e non è riscontrabile neanche nelle regioni più ricche d'Europa, dove evidentemente la Sardegna non è vero, e questo vizio di autosvalutarci che abbiamo fa parte appunto di una cultura che deve essere superata se vogliamo parlare ad armi pari con tutti e se vogliamo provare ad alzare l'asticella
perché a volte basta solo provarci, perché quando noi abbiamo proposto andiamo al Metropolitan Museum di New York, ci hanno reso infatti, quando mai un paese di 9.000 abitanti sarà ammesso a esporre al Metropolitan Museum di New York? Invece ci siamo presentati, ci siamo fatti fare delle referenze, ci hanno ospitato nell'ala nobile del Metropolitan Museum. A volte basta volerlo chiedere per impegnarsi. C'era la prima chi doveva intervenire? Non si sente. Sì, adesso sì. Buongiorno, la mia era solo una curiosità, volevo chiedere qualcosa su una questione che credo sia un po' controversa ancora, le tombe dei giganti. Giorgio, come dici? Allora, le tombe dei giganti sono delle sepolture collettive costruzioni megalitiche che sono, diciamo, costruite con tre parti fondamentali. La prima è il corridoio funerario, la seconda sono due braccia di mura che arcuate definiscono lo spazio antistante su cui si apre il portello d'accesso al corridoio sepolcrale, e la parte terminale che invece ha una forma absidata canonica che caratterizza proprio questa sorta di forma particolarissima che qualcuno addirittura ha interpretato come una protometaurina, cioè come la testa di un toro. Che cosa sappiamo delle tombe dei giganti? Sappiamo che la loro origine precede quella che è l'età aurea dei nuraghi, cioè quindi partono molto prima. La loro origine è nelle cosiddette alle couverte, cioè camere coperte di tipo dolmenico, cioè che vanno ad affondare in un sistema costruttivo da millenni presente in Sardegna, almeno a partire dai 2800 anni prima di Cristo, quindi 1000 anni prima le tombe dei giganti. Tombe dei giganti che sono di tre tipologie. La prima è quella realizzata dove nel frontone, nella parte antistante, è presente questa grande stele, questa grande portale, cioè è proprio un portale vero e proprio. Se lo vediamo da vicino, proviamo a capire di che cosa si tratta. Le seconde sono realizzate invece con una tecnica costruttiva nuragica. Cosa vuol dire? Vuol dire che fondamentalmente è una muratura, no? Che crea questa sorta di movimento, il paramento arcuato con l'ingresso a terra architravato. Il terzo tipo è un tipo misto, cioè nel senso che mette in atto e mette in opera entrambe queste due modi di costruire. Datazioni. Le prime affondano nel bronzo antico, stiamo parlando di circa 2000 anni prima di Cristo. La datazione è data prevalentemente dai materiali che accompagnano la sepoltura, sono del vasellame, sono degli spilloni, sono delle armi in bronzo e codificate, cioè dei fossili guida ai quali noi affidiamo, diciamo, l'interpretazione della datazione. In età nuragica, perché noi consideriamo le tombe dei giganti come le sepolture del mondo dei nuraghi, e qua potrebbe esserci una dei dubbi che magari lei suggeriva. Io credo che lei la suggerisse più che altro per il nome. Perché le chiamiamo tombe dei giganti? Perché un monaco nel Settecento, no, che per la prima volta avvicinandosi a questo tipo di edifici vede e riscontra proprio nel grande corridoio sepolcrale coste, stinchi e mostruose ossa. È logico che questa dicitura sposta l'attenzione verso il fatto che il corridoio sepolcrale
e può essere talmente grande che si pensava che dovesse ospitare un'unica persona. In realtà l'archeologia dimostra che sono delle sepolture collettive dove a volte sono stati ritrovati più di un centinaio di inumati, quindi, ma stiamo parlando assolutamente di persone morfologicamente normali. Grazie. Posso fare un commento non tanto sulle tombe dei giganti quanto sulla differenza, e mi congratulo con quest'opera di divulgazione e di illustrazione con quanto è successo a me più di 30 anni fa, che durante una vacanza a Baia Sardegna feci un salto ad Arzachena, vidi un tempio con la tomba dei giganti e mi misi alla ricerca. Dramma, nessuna segnalazione, ho impiegato una mattinata per trovarla, non c'era nessun cartello con spiegazioni, c'era un'unica automobile di turisti tedeschi. Allora io dico vabbè, torno a casa, mi prendo il libro rosso del Turi e lì farò tutte le spiegazioni. Ecco, sul libro rosso del Turi c'era scritto in località tale e tale c'è una tomba di giganti. Per cui veramente è un tesoro. A me aveva fatto l'impressione di una Stonehenge, no? Quando ho visto questa meravigliosa e dico, possibile che un tesoro del genere non abbia nessuna niente, il turista deve proprio avere la volontà di scoprire, e in effetti c'erano i tedeschi che sono bravissimi. Ho fatto un'esperienza alla Indiana Jones, anche lì c'era forse la dottoressa che voleva replicare. C'è un'altra domanda qua, Laura. Tu vuoi dire? Facciamo un'altra domanda qui. Volevo raccontare il presidente. Prego. Io ho due curiosità. Il pugilatore, ma inteso come il pugile di oggi, seconda curiosità, quando si parla, avete parlato di commerci via mare, si sa se c'erano dei cantieri, degli armatori in Sardegna nuragici, voglio dire, in quel periodo c'erano loro che organizzavano il trasporto via mare o subivano il trasporto? Allora, per quanto riguarda solo una precisazione per quanto riguarda ciò che stavo dicendo prima, già che il Presidente si è perso sulle erbe palustri. Le erbe palustri non era in riferimento alla realizzazione, in questo caso di statue a figura umana, ma all'utilizzo dei materiali in determinato periodo del quale noi oggi non conserviamo traccia. Il momento in cui si decide di utilizzare il bronzo, la statua, è perché quella civiltà vuole lasciare un segno in quel periodo, ma anche un segno ai posteri. Poi la fine che hanno fatto tutti questi elementi, in questo caso è il passaggio del tempo e i vari fattori protagonisti che si sono succeduti nella nostra isola. Chiusa questa parentesi, per quanto riguarda il pugilatore, i nomi pugilatore, arciere, guerriera furono dati in base alla bronzistica che li diede appunto Giovanni di Dio. Pugilatore perché è dotato di questo guanto nel braccio destro, quindi richiama un po' i pugili, ma non è il reale pugilato di come noi oggi appunto lo intendiamo. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, che è una domanda da $1 milione, per tanti anni la comunità scientifica ha contrastato il fatto se la comunità nuragica prendesse il mare o meno. A oggi ci dobbiamo rendere conto che essendo un'isola in Sardegna qualche volta si affacciavano oltre la punta del proprio naso, quindi si spostavano. Però affermare che avessero la propria imbarcazione, ciò non toglie che non avessero le proprie imbarcazioni, ma come ha chiesto lei che ci fosse un armatore, è possibile. Noi oggi abbiamo testimonianze di armatori nel vicino Oriente, tra virgolette, dove al suo interno potevamo trovare il marinaio di Cipro, il marinaio di Tiro,
proveniente dal Peloponneso e il nuragico anche. E questo lo sappiamo dai materiali ceramici che vengono rinvenuti a bordo, che sono in quantità minore di ciò che doveva essere il traffico commerciale che quella nave dovesse appunto contenere in quel periodo. Però affermare che ci fosse un armatore nuragico, che ci stiamo riferendo a quel periodo, a oggi non lo possiamo dire. Prima di dare la parola a Giorgio Muru, vorrei verificare che possa sembrare magari un'eventuale difformità o un'eventuale diversità di sfumature nelle risposte, che questo è un dibattito aperto. E la questione molto bene rappresentata, secondo me, recentemente dall'ambasciatore d'Italia in Spagna nel presentare la mostra di Madrid, ha ricordato un grande studioso che all'inizio del XX secolo diceva in genere l'archeologia cioè ha un approccio scientifico, si fa sulle fonti oltre che sulle vestigia che noi ritroviamo, studiamo e analizziamo, ma quando queste fonti non ci sono scritte si fa sulla base delle esperienze e si cerca di individuare altri indizi che non sono prove al 100% ma indicano una tendenza. I nuragici per il momento, su questo credo che siamo tutti abbastanza d'accordo, non scrivevano, non avevano necessità evidentemente per comunicare tra loro e non avevano il desiderio evidentemente di lasciare con lo scritto le cose ai posteri, ma come è stato detto attraverso tutta una serie di altre testimonianze, dunque non abbiamo una traccia certa o qualcuno che ci abbia tramandato se un armatore o se i famosi Shard, di cui immagino si parlerà, fossero davvero la guardia del faraone e davvero arrivassero dalla Sardegna. Sono ipotesi, sono ragionamenti, ci sono indizi che sembrano portare adesso a oggi non abbiamo, però credo che bene la dottoressa ora lo abbia rappresentato, prove che attestino una universalità di cose, ma credo che poi meglio di me adesso. Io ho solo fatto una premessa perché non volevo che sembrasse una dicotomia. Ma mi pare che la risposta D'altronde non ce l'abbiamo neanche oggi, non lo sa. È probabile che ci fosse l'armatore comune, una parte dell'equipaggio fosse nuragico in concomitanza con, in questo caso, non so, citiamo i fenici, i cartaginesi, punici, quelli che come li vogliamo definire nei vari secoli. Però che il materiale ceramico sia stato trovato all'esterno della nostra isola significa che i commerci erano importanti anche in partenza dalla Sardegna e anche chi veniva in Sardegna e portava la propria merce. Come il Mar Mediterraneo viene chiamato, è il crocevia fondamentale, principale di tutte le coste che si affacciano appunto su questo nostro mare, il quale ci ha regalato vari esperimenti della crescita culturale. Ma soltanto due cose che possono aiutarci. La prima è che i toponimi possono darci delle indicazioni importanti. Pensate che il nome originario di Torre delle Stelle, che è una delle spiagge più celebri della Sardegna meridionale, era Gennemmari. Gennemmari vuol dire appunto una porta verso il mare. Non solo, ma il celebre nuraghe di Genna Maria a Villanova Forno, scavato dal professor Azzegli a partire dal 1969, l'antico nome era proprio Gennemmari, cioè un'altra porta che dal mare penetrava e portava verso l'interno della Sardegna. Cosa dice l'archeologia oggi? L'archeologia oggi parla di un deposito straordinario di ceramiche nuragiche che io considero sempre di mediocre fattura confrontata con altre scuole di ceramisti in quel momento. Un grandissimo deposito a Lipari e siamo chiaramente in Sicilia, in un punto di convergenza verso insomma il mondo greco. Scavi recentissimi di una missione italiana congiunta con studiosi ciprioti a Cipro, no? Che è l'isola del rame, attenzione, cioè non casuale, ha restituito insediamenti che
profumano di insediamenti nuragici, con reperti nuragici, cioè quindi un altro tassello che ci mancava e che riusciamo chiaramente a definire come fosse un gioco, no? In questo mare mettiamo dei puntini e i puntini poi ci danno la definizione di un qualcosa. Sono stati trovati finora 3 relitti che possono essere inquadrati nel mondo contemporanei al mondo nuragico. Uno è stato trovato nel sud della penisola anatolica, a Ulugurum, così chiamato. Trasportava tutta una serie di reperti che sono stati inquadrati intorno al XIV secolo a.C. È stata definita questa imbarcazione come un'imbarcazione micenea per quelle che erano caratteristiche costruttive. In realtà il dato però è importantissimo, perché il materiale che trasportava era un materiale che proveniva da luoghi diversi, come se a un certo punto ci fosse una sorta di compagnia di navigazione che creava tra Oriente e Occidente una serie di relazioni, toccava diverse terre, portava dei materiali, probabilmente ne prendeva degli altri. È anche molto moderno questo concetto. Il secondo è stato ritrovato a Capo Gelidonia, caratteristiche più o meno simili, più ricco rispetto al primo, dove in realtà lì c'erano anche dei materiali nuragici. Capo Gelidonia è nei pressi della penisola iberica a occidente, quindi in poche parole il movimento era un movimento continuo e costante. Il terzo è stato ufficializzato qualche mese fa, un sommergibilino da ricerche archeologiche in profondità ha identificato a 30 miglia dalle coste di Tel Aviv, cioè israeliane, insomma, un altro relitto i cui reperti stanno ad indicare che anche questo era un reperto della chiara età del bronzo. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che il rame è alla base della lega che poi determina il bronzo. Va cavato, cioè c'è tutto un mondo di metallurgia di cui i sardi sono stati tra i migliori artefici. Ma per legare questa lega c'è bisogno dello stagno, e lo stagno nel mondo mediterraneo non esiste. Viene portato dalla Scozia, dalla Caledonia, e viene soprattutto trasportato e arriva nel Mediterraneo attraverso il Rodano. Non è un caso che anche lì, e siamo più o meno su Marsiglia, sulla Francia meridionale, ecco, questo movimento ossessivo tra l'una materia e l'altra materia stanno alla base del confronto e dello scontro in determinati momenti tra genti e popolazioni che governano questi monopoli, se così vogliamo chiamarli. Io credo che a questo punto, quindi, un popolo che innalza 8.000 torri e che ha risorse economiche e risorse fisiche straordinarie per poter realizzare opere di questo tipo, avesse veramente poco bisogno, ma è un mio pensiero, cioè il pensiero di chi, affacciandosi sugli spalti di Sururaggi di Barumini, guarda quella piana in periodo di messi mature e si rende conto che cosa c'era alla base di questa economia. E non è lo stesso effetto di quando invece degli studiosi di civiltà micenee dicono: ma se io mi affaccio sulle mura di Micene, non solo non vedo tutto questo, ma colgo una realtà assolutamente territorialmente molto più povera. E allora su questo noi dobbiamo ragionare. Che bisogno hanno i sardi dell'età nuragica di andare per mare? Perché è sul bisogno che dobbiamo ragionare, non sul concetto attuale che mi compro un catamarano e vado per mare. Non ho bisogno di tutto questo, cioè, e su questo dobbiamo riflettere. Non dimentichiamo però un altro reperto fondamentale dell'età appena più tarda, ma che va d'accordo con le statue di Monteprama, va d'accordo con la bronzistica, che sono le centinaia di navicelle che
l'archeologia ha restituito, in ambito sardo, ma prevalentemente in ambito esterno. La navicella di Crotone, con tutti gli animali sopra il parapetto della nave stessa, le navicelle ritrovate a Vetulonia, a Populonia, in ambito etrusco, che sono assolutamente straordinarie. Lì le interpretava come i doni delle principesse, la dote delle principesse nuragiche che andavano in sposa ai principi etruschi. Ora noi questo concetto lo possiamo anche ribaltare, perché siamo in grado di trovare similitudini culturali intorno all'VIII secolo assolutamente straordinarie, però fondamentalmente il problema rimane, perché logicamente diciamo che noi sardi, che abbiamo poca autostima, ha fatto bene il Presidente a sottolinearlo, abbiamo bisogno di tutto questo. Cosa vuol dire quindi? Che non eravamo noi che avevamo il monopolio della navigazione, ce l'avevano gli altri? Probabile, dopo tutto. Cosa poteva servire di altro in realtà?